Ben ritrovati dalla redazione. Contromano sulle rive di Trieste. Un'auto guidata da un anziano ha percorso un tratto di lungomare come una mina vagante. Sono stati i carabinieri a scongiurare il peggio, bloccando l'incauto automobilista e facendogli invertire la marcia per poi scortarlo in piazza Venezia. La manovra azzardata è avvenuta ieri mattina e ha creato scompiglio lungo l'arteria che a ridosso di mezzogiorno era molto trafficata. L'anziano ha imboccato nella direzione sbagliata il tratto compreso tra stazione Rogers e piazza Venezia in direzione di piazza dell'Unità d'Italia. Gli altri automobilisti, spiazzati da quella presenza inaspettata, hanno chiamato subito il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia. I militari hanno intimato l'alta al conducente e gli hanno fatto fare dietrofront all'altezza dei circoli velici. Un triestino del 1955 finito al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in Galleria Sandrinelli nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trovato in condizioni di alito aromatico a 20 metri dal luogo della caduta autonoma. Il settantenne, che non è in grave condizione, ha subito un trauma cranico. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza automedica e polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è in pericolo di vita. L'altra notte, intorno alle 4:30, due soggetti si sono introdotti all'interno della Medfer SRL in strada della Rosandra, che ospita lo stabilimento operativo specializzato nello stoccaggio e trattamento meccanico preliminare di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e non metallici, già oggetto di furti nei mesi scorsi. I due individui, segnalati dalla telesorveglianza, sono stati rintracciati da volanti della Polizia di Stato, che hanno appurato anche la presenza sul posto di un soggetto che li aspettava in un furgone all'esterno del sito. I tre sono stati arrestati. Questione linea marittima Trieste Grado ancora sugli scudi. Il consigliere regionale del PD Francesco Russo ha evidenziato con un'interrogazione in Consiglio regionale rivolta all'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante come la società armatrice dell'imbarcazione Audace, la Vidali, non sia mai stata sanzionata dopo le gravi vicissitudini avvenute nel corso della scorsa stagione, quando la nave, varata l'anno prima, nel 2023, con a bordo diversi passeggeri, rischiò di colare a picco, sanzioni che, come ha ricordato l'esponente DEM, erano anche contrattualmente previste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo sereno su tutta la regione con locali gelate in pianura. Nel fondovalle tarvisiano possibile presenza di nubi basse o nebbie al mattino. Sulla costa e sulle zone orientali bora moderata anche sostenuta a Trieste, in calo nel pomeriggio. Zero termico a 1900 metri circa, 1300 sulle Alpi Giulie e poi in rialzo fino ai 2300 in serata. Temperature minime in pianura fra meno 2 e 3 gradi, le massime fra 10 e 12, sulla costa minime fra 3 e 5 gradi, massime fra 7 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.